Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ormai consueto appuntamento, è il quarto appuntamento che abbiamo nell'ambito di un programma di formazione e informazione sul patto dei sindaci che abbiamo realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto. Oggi è la seconda parte dell'adattamento, riparliamo del secondo pillar del programma europeo. L'adattamento, ieri abbiamo visto un'introduzione da parte della strategia nazionale, della strategia regionale di Regione Veneto. Oggi invece parleremo con ISPRA e la dottoressa Monica Pantaleoni, che è referente per le tematiche dell'adattamento nell'area di valutazione delle emissioni, prevenzione inquinamento atmosferico, cambiamento climatico, la valutazione degli impatti per le misure mitigazione e adattamento, e anche con Daniela Luise, che ha seguito proprio che ha seguito questo pillar, questa argomentazione nell'ambito per il comune di Padova. Poi li presenterò in particolare in dettaglio. Ringrazio i partecipanti, i grandi iscritti che ci seguono, tutto il materiale è sempre disponibile su YouTube, è tutto un canale tutto registrato, e introduco l'architetto Franco Alberti, con la quale abbiamo avviato questa collaborazione a seguito proprio di un'indagine che abbiamo svolto sul territorio. Il tema dell'adattamento è stato un tema per il quale il territorio e soprattutto gli enti di secondo livello che sono stati da noi intervistati hanno manifestato necessità di implementazione di nuovi contenuti, di un supporto per l'implementazione nell'ambito del loro piano di azione. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Patrizia. Come ricordavi è il terzultimo dei nostri appuntamenti che abbiamo organizzato insieme ad Enea. Ringrazio Enea per avere coordinato e selezionato contenuti ma anche modalità per l'approccio ai temi che ci stiamo ponendo come Regione Veneto, ma diciamo sono questioni che sono importanti, che sono sul territorio. Sul territorio ci sono stati appunto l'esperienza dei PAES e delle aziende 21 sono un patrimonio importante da rivalutare all'interno di una strategia regionale che pian piano viene costruita, e mi piace dire che appunto venga costruita dal basso. Oggi avremo appunto la presentazione da una parte di uno strumento importante che è quello della piattaforma, che faciliterà, credo, appunto il lavoro che molte amministrazioni hanno fatto in questi 10-15 anni, soprattutto da quando si è trasformato, c'è stata la componente del PAES, è stata introdotta la questione di mitigazione e adattamento, e anche soprattutto avremo anche l'illustrazione dell'esperienza dell'Agenda 21, che è stata assolutamente importante per il nostro territorio, ma credo anche a livello, delle altre regioni, per cui io non toglierei altro spazio ai contenuti e quindi ti do la parola, Patrizia. Grazie Franco, quindi come annunciavo ci sarà con noi Monica Pantaleoni, che ci introdurrà la piattaforma nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Monica Pantaleoni è una funzionaria di ISPRA, e Enea con ISPRA è membro di una cabina di regia per l'implementazione del patto dei sindaci sul territorio nazionale. Prego. Grazie Patrizia, volevo ringraziare la Regione Veneto ed Enea per l'invito, e possiamo partire con la presentazione. Quello che andremo ad analizzare oggi è appunto la piattaforma nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. E facciamo un po' di storia. Perché la necessità di una piattaforma sull'adattamento ai cambiamenti climatici? Già con la prima strategia europea del 2013, appunto, l'Unione Europea si muove per promuovere e supportare le azioni di adattamento tra gli Stati membri, e con il supporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente nasce la prima piattaforma europea denominata Climate Adapt,
che viene vista con la finalità di fungere da collettore di tutte le informazioni sugli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento a livello europeo. Si arriva poi alla strategia di adattamento europeo del 2021 e diciamo la finalità principale di questa strategia è quella di rendere l'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e si fonda su quattro priorità, quindi quello di rendere l'adattamento più sistematico, quindi sviluppare politiche di sostegno a tutti i livelli e a tutti i settori, rendere l'adattamento più rapido, quindi accelerare l'adattamento al fine di investire in infrastrutture più resilienti e inserire la tematica dell'adattamento come azione di prevenzione e riduzione delle catastrofi naturali. Un adattamento più intelligente, quindi migliorare le conoscenze e gestire migliorare le conoscenze e gestire le incertezze fondandosi su basi scientifiche solide. E appunto diciamo, la piattaforma Climate Adapt, che era stata implementata nel 2013, diventa lo strumento scientifico a livello europeo di riferimento. E il quarto diciamo, pillar è quello di intensificare le azioni internazionali in materia di adattamento. Cosa succede? Come ci si muove a livello italiano? Nel 2015 viene editata la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia ha la finalità di elaborare una visione nazionale su come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici. Si basa fondamentalmente su 3 documenti, quindi un rapporto tecnico-scientifico che fornisce lo stato delle conoscenze, un rapporto tecnico-giuridico che fornisce un'analisi della normativa e un rapporto di sintesi. Vengono individuati 18 più 1 diciamo il fiume, il bacino del Po, settori di impatto sia naturali che socio-economici, che rivedremo poi nel corso della mia della mia presentazione. Ma quello che ho riportato nella slide è come già all'interno della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici viene individuata la piattaforma, viene individuata come di importanza primaria affinché la strategia sia efficace, la realizzazione di una piattaforma nazionale di adattamento. Si arriva a ottobre 2022, quando viene pubblicata la piattaforma nazionale. Quindi diciamo che la piattaforma nazionale nasce con la finalità di condividere le informazioni e favorire lo scambio di queste informazioni tra l'amministrazione centrale e gli enti locali e tutti i portatori di interessi rispetto alla tematica dell'adattamento sui cambiamenti climatici. Che tipo di informazione troviamo all'interno della piattaforma? Troviamo informazioni relative appunto ai cambiamenti climatici osservati e futuri, all'impatto e la vulnerabilità anche a livello locale, sia dei sistemi naturali che dei settori socio-economici, vari livelli istituzionali, informazioni sui vari livelli istituzionali che operano sul tema, una panoramica delle strategie e dei piani di adattamento ai diversi livelli amministrativi e anche possibili azioni di adattamento. La piattaforma nasce da un'attività congiunta di ISPRA con l'ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il servizio per il sistema informativo nazionale ambientale di ISPRA ha realizzato la struttura informatica della piattaforma, ha gestito e gestisce l'infrastruttura generale e i database sottostanti. La piattaforma è un oggetto vivo, nel senso che
ha una continua attività di ampliamento e di aggiornamento dei contenuti. Questa, diciamo, è l'home page della piattaforma. Come potete vedere, c'è si divide in 5 sezioni di approfondimento. La prima sezione è quella che viene definita Conoscere i cambiamenti climatici. E sono presenti 3 sottosezioni, quella definita Per cominciare, dove si forniscono informazioni generali e introduttive sui cambiamenti climatici per gli utenti non esperti. Si forniscono anche le prime definizioni di mitigazione e adattamento, quindi delle 2 strategie di contrasto del cambiamento climatico. Quindi diciamo la parte relativa alla mitigazione, quindi l'agire sulle fonti emissive, sulla riduzione delle emissioni, e diciamo la definizione di adattamento, ovvero di come questa strategia sia utile per limitare o evitare i danni degli impatti dei cambiamenti climatici che sono in corso di avvenimento. Esistono poi 2 sottosezioni di approfondimento per queste 2 strategie. La prima sulla mitigazione, dove sono riportati dei grafici. Ora qui ho fatto uno screenshot, però diciamo che questi grafici sono navigabili e rimandano alle pagine istituzionali di riferimento. C'è poi la terza sottosezione, che è quella dove vengono riportate le informazioni sull'adattamento, diciamo, sugli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Allora, abbiamo, per quello che riguarda la parte degli impatti, vengono riportati gli impatti, vengono riassunti, diciamo così, gli impatti così come definiti dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Quindi abbiamo riportato i 18 settori, sia delle risorse naturali che dei settori socio-economici. C'è poi una definizione del rischio e alcune informazioni sull'adattamento. La seconda sottosezione è quella dedicata ai dati e agli indicatori. C'è una parte legata agli indicatori climatici, quindi c'è un collegamento al Sistema Nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati climatici, realizzato da ISPRA e alimentato con la collaborazione degli enti nazionali, regionali, titolari delle reti meteoclimatiche in Italia. C'è poi una sottosezione di approfondimento sugli indicatori climatici. Questa sezione di approfondimento si basa è consultabile attraverso mappe, una mappa del territorio italiano fino ad un dettaglio provinciale, dove vengono riportati i dati di temperatura, di precipitazione cumulata e anche l'indice SPI. C'è poi un'altra sezione dove sono riportate le serie annuali delle anomalie climatiche, quindi delle anomalie di temperatura piuttosto che di precipitazione cumulata, ed il link al rapporto degli indicatori del clima in Italia. La terza sottosezione è quella dedicata agli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici. All'interno di questa sezione
Abbiamo un primo quadro conoscitivo sui fenomeni potenzialmente connessi al cambiamento climatico che sono avvenuti sul territorio e stanno avvenendo sul territorio italiano. Diciamo che questo lavoro è questo primo quadro conoscitivo è il frutto del lavoro di ISPRA e di tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ed è stato pubblicato in un rapporto nel 2021. Sono stati, nell'ambito di questo lavoro, sono stati rappresentati 13 dei 18 settori che sono individuati dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e sono stati individuati 33 impatti potenziali, di cui 24 sulle risorse naturali e 9 sui settori socio-economici. Sono stati popolati 50 indicatori, 20 con copertura nazionale e 30 casi pilota regionali. Sempre nella stessa sezione del sito è possibile avere delle sintesi, diciamo, del rapporto SNPA dove sono riportati appunto gli impatti dei cambiamenti climatici nei settori socio-economici, quindi agricoltura, energia, salute, insediamenti urbani, patrimonio culturale e pesca. Ed è possibile avere in questo quadro riassuntivo, è possibile recuperare le informazioni relative agli impatti potenziali all'indicatore popolato e se si tratta di un indicatore su scala nazionale è rappresentata la cartina dell'Italia, o qualora l'indicatore sia stato popolato a livello di scala locale, quindi regionale, è riportata l'icona della regione in cui è stato popolato l'indicatore. Sempre nella stessa sezione sono riportati per tutti i settori coperti le informazioni relative agli impatti potenziali, la scheda relativa all'impatto potenziale e al tipo di indicatore. È possibile downloadare sia i grafici che le tabelle informative, nonché la scheda completa sia dell'impatto che dell'indicatore. La terza sezione è quella relativa al Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Attualmente il piano ha concluso da poco la procedura di VAS, è di agosto 2023 il decreto dell'autorità competente e tutte le informazioni sono disponibili al link che vi ho riportato nella presentazione. Tutti i documenti legati alla procedura di VAS sono disponibili nel link della presentazione e diciamo che attualmente le informazioni riportate sulla piattaforma riguardano il testo di piano così come è stato editato a gennaio 2023, quindi diciamo il piano che è andato poi a consultazione pubblica nel 2023, gli allegati metodologici e il database delle azioni. Una volta che il piano verrà definitivamente approvato e verranno condivise su questa pagina della piattaforma appunto tutte le informazioni inerenti al piano, nonché anche le mappe climatiche.
La quarta sottosezione è quella che riporta le informazioni legate al quadro normativo, alle politiche e alle misure di adattamento, sia a livello di politiche europee che di politiche nazionali, nonché di politiche e misure in ambito locale, come ad esempio il progetto Creiamo PA, nonché il progetto sperimentale sulle aree urbane. L'ultima sezione è quella sulla quale mi preme fermarmi un po' di più, perché forse è anche quella che può risultare a voi più utile. Nella sezione in primo piano è possibile, evidenziando la sottosezione nella tua zona, arrivare a una consultazione su mappa, una consultazione del territorio italiano su mappa. È possibile tramite criteri di interrogazione evidenziare sulla mappa dell'Italia che tipo di attività sono state implementate in ambito adattamento ai cambiamenti climatici. Il primo criterio di interrogazione è quello che abbiamo definito come categoria, ovvero all'interno di questo criterio è possibile fare una ricerca in base alle linee guida, oppure ad esempio ai PAESC, ai contratti di fiume, se e dove sono presenti strategie e piani regionali e locali. Quelli che ho riportato in questi 2 screenshot sono degli esempi di navigazione e di ricerca. Il primo, ad esempio, è la ricerca effettuata per la voce PAESC ed altri piani, e come vedete sulla cartina dell'Italia sono evidenziati diciamo, i riferimenti comunali o regionali, piuttosto che insieme di comuni, dove sono reperibili informazioni sui PAESC. Contestualmente al popolamento della mappa si apre sulla sinistra una finestra dove viene riportato l'elenco di tutte le informazioni relative alla categoria per cui si è fatta la ricerca. Quindi, scorrendo con il cursore, è possibile avere visione di tutte le informazioni che sono all'interno di questa pagina, ed è possibile anche accedere al link di riferimento. Cambiando la ricerca, come ad esempio nello screenshot che ho riportato qua sotto, la ricerca è stata fatta per i contratti di fiume, e come si può vedere la cartina dell'Italia si è colorata, riportando tutti i contratti di fiume che sono attualmente all'interno della piattaforma e sempre con la finestra a sinistra è possibile scusate, scorrendo il cursore è possibile recuperare l'informazione. I criteri di interrogazione sono diversi, quindi abbiamo dei criteri di interrogazione per argomento, ma anche dei criteri di interrogazione su scala geografica. E qui, essendo ospitati dalla Regione Veneto,
ho fatto una ricerca per regione, e quindi è possibile zoomare sulla regione e scorrendo la finestra sulla sinistra trovare tutte le informazioni attualmente contenute nella piattaforma relative alle attività svolte in tema adattamento nella regione Veneto. La seconda sottosezione in primo piano è quella legata alle buone pratiche. Le buone pratiche sono le azioni già attuate o in corso di attuazione in Italia per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici del clima e limitandone i danni derivanti dagli impatti presenti e futuri. È possibile in questa sottosezione consultare le buone pratiche che sono suddivise per i settori naturali e socio-economici e della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. È anche possibile segnalare una buona pratica riempendo il format che è messo a disposizione dell'utente. Allora, abbiamo detto che la piattaforma è viva, viene e verrà aggiornata. È quindi possibile segnalare contributi per arricchirla sempre più. Abbiamo quindi preparato un format che qualsiasi utente può compilare al fine di segnalare contributi da aggiungere sostanzialmente. E che tipo di contributi si possono segnalare? Strategie, quindi sia a livello nazionale, regionale che locale, casi studio, linee guida, manuali, indicatori, portali informativi o piattaforme, pubblicazioni, report, progetti di ricerca, iniziative nazionali o news aggiornamenti. Compilando questo format, chiunque può contribuire ad arricchire la piattaforma nazionale. E qui ho riportato i componenti del gruppo di lavoro MASE ed ISPRA. E nulla, grazie per l'attenzione e trovate il link alla piattaforma, nonché il contatto, quindi l'email, qualora abbiate necessità di chiedere informazioni o richiedere approfondimenti legati ad alcune materie. Grazie. Ti ringrazio Monica. Ne approfitto per segnalare che è disponibile una chat su YouTube nella quale potete fare delle domande in diretta a Monica e vi risponderemo nell'ambito del corso, alla fine corso, dopo l'intervento di Daniela Luise, che è del coordinamento agenda, è la direttrice del coordinamento Agende 21 italiane, e ci presenterà quindi la fase dell'adattamento nel territorio veneto, il contesto italiano nazionale, e vi presenterà dei tool e delle disponibili delle esperienze, nonché noi siamo legati al coordinamento perché loro hanno siglato un accordo con Enea nell'ambito della campagna di formazione e informazione sull'efficienza energetica. Enea collabora anche sui progetti europei Net Alto in qualità di stakeholder. Prego Daniela. Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio la Regione Veneto ed Enea per questo invito, ed è un'occasione per riuscire a condividere un po' le esperienze, che credo sia uno degli aspetti importanti. Io inizio subito la mia presentazione
in qualche modo già dicendovi che non riuscirò a presentare tutte le slide, ma ho voluto lasciarvene di più in modo da darvi dei riferimenti a cui attingere in un futuro, insomma. E di solito inizio con questa slide perché mi piace proprio questo riferimento di questo famoso libro Le città invisibili di Italo Calvino, proprio perché faccio anche nelle esperienze che presenterò, faccio riferimento molto alle città e in particolare ai territori dove poi l'adattamento e la mitigazione vanno proprio calati con esperienze reali. Ovviamente le leggi internazionali, nazionali sono assolutamente fondamentali, anche quelle territoriali e regionali sono utilissime perché devono sostenere i percorsi territoriali, ma poi sappiamo che proprio l'adattamento e la mitigazione hanno gli impatti grossi a livello locale. E quindi faccio riferimento nelle prime slide ad alcune concetti generali che poi sono utili a capire perché bisogna lavorare a livello locale. E come sappiamo, metà della popolazione mondiale vive in città. Le città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni climalteranti, vengono consumate il 75% di risorse naturali, vengono prodotti il maggior numero di rifiuti e viene usata circa dal 60 all'80% dell'energia mondiale, pur occupando soltanto il 3% della superficie del pianeta. E quindi già capiamo da questi dati, che sono comunque generali e medi, qual è l'impatto delle città e perché è assolutamente necessario lavorare sui sistemi urbani. Il cambiamento climatico è una grossa sfida, l'abbiamo ormai capito anche dagli eventi che continuano a susseguirsi e dai forti cambiamenti che abbiamo avuto in questi ultimi anni, e quindi dobbiamo necessariamente iniziare ad agire, siamo già in ritardo, ma capendo che innanzitutto dobbiamo lavorare sulla pianificazione e sulle politiche, le misure di adattamento e mitigazione appunto in maniera coordinata. E abbiamo anche capito che una città cosiddetta sostenibile deve essere inclusiva, sicura e portare avanti interventi che durano nel tempo. Quindi dobbiamo porre l'attenzione, come dicevo, da un lato alla pianificazione e dall'altro l'attenzione nella gestione di tutti quelle impatti ed emissioni che vanno ad agire proprio direttamente sulla qualità della vita e sulla impatto delle nostre abitazioni e soprattutto l'altro aspetto, garantire il cosiddetto accesso ai cittadini all'importanza di condividere le decisioni che riguardano la pianificazione e il miglioramento delle città. Infatti finora abbiamo parlato delle esperienze, dei piani di mitigazione e adattamento, e uno degli aspetti che ci viene richiesto proprio dall'Europa è anche quello della condivisione, che non è solo informare i cittadini sul fatto che si sta predisponendo un piano, ma intendo cittadini, imprese ovviamente e tutti i soggetti che vivono in una città, ma ci dice che va condiviso e che va anche realizzato insieme. Cosa significa quindi? Significa potenziare le reti e le connessioni da un lato, promuovere la ricerca e l'eco-innovazione,
sperimentare formazione a tutti i livelli, dai cittadini ai politici che governano le città e i territori. Diffondere i programmi, diffondere le esperienze, perché è anche giusto copiare. Infatti io poi vi presenterò alcune esperienze e condividere questo con il mondo economico, in quanto anche il mondo economico deve intervenire sui propri impatti e condividere le scelte. Come dicevo, l'altro aspetto estremamente importante, che deve essere la base condivisa da cui si parte, è il ruolo chiave della pianificazione e quindi le città, chi governa le città e i territori deve essere capace di condividere questi aspetti e innovare. Sono molte le città in Italia, in Europa, anche comunque a livello internazionale, che stanno sperimentando progetti di mitigazione e adattamento, iniziative di coinvolgimento dei cittadini, tentativo di capire qual è una città giusta del futuro e diciamo che i grandi temi che sono emersi e che devono in qualche modo, che si è capito che devono in qualche modo lavorare insieme, essere via via attuati, sono la giustizia sociale, la giustizia economica, la neutralità climatica, gli aspetti di salvaguardia della salute di tutti, anche applicando l'innovazione tecnologica, la capacità di bilanciare la crescita e l'innovazione nelle aree urbane con le esigenze sociali e ovviamente le disuguaglianze. Questo significa quindi riuscire a far emergere i problemi che abbiamo in Europa in modo particolare, perché è uno dei continenti più urbanizzati del mondo, e capire come agire. Interessante, io trovo questa frase di Han, che è un membro della Commissione europea, che dice: sarà lo sviluppo delle nostre città a determinare il futuro dell'Europa. E quindi iniziamo un po' questa carrellata e ho voluto partire da un paio di progetti europei italiani che sono conclusi ma che restano in qualche modo un riferimento alla, diciamo un po' per tutti come metodo di lavoro. Uno è il progetto Life Master Adapt, di cui era capofila la regione Sardegna, che ha identificato e testato una metodologia per l'inclusione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche settoriali e territoriali, innanzitutto a livello locale scusate, regionale e a ricaduta a livello locale, coinvolgendo città metropolitane e aggregazioni di municipalità di alcune regioni italiane e portando un'esperienza che, grazie appunto anche all'azione della Regione Sardegna, è in qualche modo anche entrata nella normativa nazionale. Il processo che è stato sviluppato è stato proprio un processo di mainstreaming, di condivisione e di visione. E quindi cosa ha prodotto questo progetto? Non entro nei particolari, ma vi do una serie di indicazioni perché poi trovate tutti i materiali nei siti di questi progetti da cui potete attingere per portare avanti le vostre esperienze. Quindi ha sviluppato una metodologia per individuare le principali vulnerabilità e priorità di intervento, una metodologia operativa e integrata a multilivello per regioni, città metropolitane e aggregazioni, unioni di città, per piani e programmi di adattamento ai cambiamenti climatici, delle linee guida
per l'integrazione delle misure di adattamento nella pianificazione a livello regionale, sempre di città metropolitane e gruppi di comuni. Anche però delle misure, quindi delle indicazioni specifiche su quali possono essere le azioni che vengono portate avanti a livello regionale individuando 21 settori tematici e delle azioni specifiche locali di adattamento su isole di calore, esondazioni ed allagamenti urbani, rinaturalizzazione, risparmio idrico, riutilizzo delle acque. Sono stati nel progetto coinvolti 53 comuni nel processo di adattamento. Sono stati ovviamente effettuati vari incontri, momenti di formazione, che è sempre uno degli aspetti importanti dei progetti europei. Passo poi a un progetto che si è svolto nella Regione Veneto e quindi diciamo che in qualche modo probabilmente già conoscete, ma che ha agito proprio nel territorio del Veneto. Questo progetto che è iniziato successivamente al progetto Master Adapt e che in qualche modo vede anche la partnership di alcuni degli stessi partner appunto del precedente progetto, ed è un progetto che ha voluto andare a sperimentare una metodologia e degli strumenti operativi per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici a livello più locale, andando ad agire su quelli che sono stati individuati come macro temi condivisibili, che erano il tema delle ondate di calore e il rischio idrogeologico. Il progetto aveva degli obiettivi di creare una base di conoscenze comuni, di andare a sviluppare una strategia integrata di area vasta per aumentare le capacità di adattamento, di sviluppare un sistema di governance multilivello, sia orizzontale e quindi andando a lavorare a livello locale, sia verticale e quindi utilizzando lo stesso livello di governance e attori diversi, supportare gli enti locali nella transizione dal PAES al PAESC andando quindi ad agire non solo sulle azioni di mitigazione, ma andando a lavorare specificatamente sull'adattamento ai cambiamenti climatici. E ovviamente ha sviluppato una metodologia che poi è stata utilizzata non solo dai partner del progetto, ma anche da molti altri comuni e che sappiamo che viene ancora utilizzata a livello veneto. Come si è lavorato? Prima facevo riferimento alla necessità che la pianificazione deve diventare lo strumento fondamentale che mette insieme tutti i piani. Bene, si è partito proprio da questo e quindi andando a lavorare sull'analisi dei piani vigenti. Tutti i piani, sia quelli regionali che hanno interventi a livello locale, sia tutti i piani disponibili in una città e andando a interfacciarli tra loro in modo da capire, ad esempio, quali fossero le azioni di adattamento che già venivano realizzate a livello locale, e posso garantirvi che senza saperlo si realizzano già molte azioni di adattamento. E si è anche qui lavorato a una metodologia comune, quindi è stato redatto un template dei PAESC, è stata predisposta una scheda tipo per la raccolta delle azioni, una scheda unica sia per le azioni di mitigazione e adattamento, in modo che già subito si riusciva ad individuare di che tipologia erano le azioni, ma a volte sappiamo che ci sono azioni che agiscono sia sulla mitigazione che sull'adattamento. Andare a identificare quali erano le azioni qualificanti, cioè che dovrebbero esserci in ogni piano di adattamento di una città, e ovviamente lo sviluppo dei percorsi partecipati. Mi soffermo un attimo sulle azioni
necessarie di adattamento perché un piano di adattamento sia veramente tale all'interno di un piano, di un PAESC. Abbiamo individuato 7 azioni fondamentali. Primo fra tutti l'aggiornamento del regolamento edilizio e del piano degli interventi che devono necessariamente interagire. Poi la riduzione del rischio idraulico, cioè la redazione di piani e regolamenti per la riduzione del rischio e la pianificazione di opere idrauliche. La revisione del piano comunale di protezione civile, inserendo il tema dei rischi climatici e delle relative misure di emergenza. Di solito i piani di protezione civile prevedono solo l'azione post, invece qui dobbiamo agire prima. Il tema della forestazione urbana, l'istituzione dell'ufficio resilienza, questo ormai sappiamo che è anche un tema condiviso, ma in realtà è necessario che venga attuato, poi può essere chiamato ufficio clima o altro, e deve essere soprattutto una struttura che ha proprio capacità di interagire con tutti gli altri settori dell'amministrazione. Ovviamente il tema fondamentale del monitoraggio dei dati climatici ed anche l'azione di raffrescamento delle aree a parcheggio quantomeno superiore ai 1000 metri quadri. Quindi depavimentazione. L'altro aspetto fondamentale sono le linee guida che sono ovviamente disponibili sul sito Veneto Adapt e che dà proprio che è uno strumento utile per sviluppare le proprie esperienze. E qui passo direttamente a un'esperienza che è internazionale. La città di Copenaghen sappiamo che è una delle città più avanti in Europa su questi temi e ho voluto portarvela come esperienza perché il modo di lavorare è sicuramente utile anche a capire come impostare la propria attività. Il piano, diciamo, Copenaghen ha scelto di avere un piano cappello della città, in qualche modo, che è il piano climatico di Copenaghen con obiettivo al 2025. Si basa su 4 pilastri: il consumo di energia, la produzione di energia, la mobilità con emissioni ridotte e le iniziative specifiche dell'amministrazione comunale. E questo per loro è fondamentale per arrivare alla neutralità delle emissioni al 2025. E cosa hanno voluto fare? Hanno preparato un piano operativo che è un piano di gestione in qualche modo e che ha delineato i metodi e le priorità e le misure per quanto riguarda l'adattamento climatico nella zona urbana. E quindi hanno agito, come dicevo anche prima, andando anche a capire qual era l'impatto dal punto di vista economico delle precipitazioni estreme, ad esempio, e quale era il modo per agire e ridurre l'impatto, e hanno capito insomma che sicuramente dovevano agire ad esempio sul sistema fognario, capendo anche qual era il maggiore risparmio socio-economico sui danni poi derivanti dalle precipitazioni estreme, e quindi hanno capito che lavorando su questo potevano da un lato migliorare l'impatto, dall'altro andare a ridurre quelle che sono le spese poi di azione successiva quando si verificassero degli eventi estremi. Gli elementi essenziali di questo piano di gestione molto velocemente, la definizione delle aree ad alto rischio e la mappa quindi del rischio delle loro aree, le aree in cui le misure sono più facili da implementare. Questo è un aspetto fondamentale anche nei nostri piani. Dobbiamo sempre capire da cosa partire e da cosa ci conviene partire, tenendo anche conto di questo aspetto, dove è più facile ottenere dei risultati.
Ovviamente anche andando ad analizzare quelle che erano le aree in cui ci fossero già dei progetti di sviluppo urbano in corso, e andando anche, nel caso questi interventi fossero privati, a interloquire con il privato in modo da indirizzare le azioni. E l'altra valutazione, le aree in cui si possono ottenere effetti sinergici, quindi combinando le iniziative in modo da poter ottenere il miglior risultato possibile. Questa, insomma, poi hanno lavorato anche sui metodi di finanziamento. Questo è l'altro aspetto che sappiamo quando redigiamo dei piani, che è fondamentale, da cui tener conto. Infatti, in questo momento le 9 città italiane che stanno lavorando sulla neutralità climatica, cosa stanno facendo come esercizio? Da un lato i piani e dall'altro i piani di finanziamento, perché altrimenti sappiamo che anche nelle esperienze precedenti noi redigiamo dei piani che sono sempre in linea con gli obiettivi internazionali, ma che poi hanno difficoltà ad essere realizzati. E passando all'Italia, vi ho voluto portare quello che è un'esperienza di Bologna, che è il progetto Blue Up, scusate, un altro progetto europeo, anche abbastanza vecchio come, diciamo, già concluso, ma che vede poi lo sviluppo nel piano di adattamento, che invece continua e si riaggiorna, perché è il progetto che in qualche modo ha dato un metodo di lavoro estremamente importante un po' per tutti in Italia, ma che ha portato anche un aspetto e una riflessione estremamente utile, perché fin da subito ha lavorato mettendo in linea il pubblico con il privato sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. E come hanno lavorato? Oltre ai percorsi partecipativi, di condivisione, di individuazione delle azioni, hanno lavorato sul tema del andare a impegnare i soggetti attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per il territorio. E questo è uno degli aspetti che mi preme mettere in evidenza, non solo i percorsi partecipativi, ma anche impegnare i soggetti a realizzare delle attività insieme o singolarmente, perché sono magari dei progetti privati, ma condividendone gli obiettivi e i risultati. E applicando questo metodo hanno realizzato anche un altro progetto che invece era più specifico, non più solo il piano di adattamento, ma questo era un progetto Gaia per la forestazione urbana, che poi in qualche modo sta proseguendo nel territorio, che ha voluto proprio mettere insieme imprese, associazioni del territorio e comune attraverso appunto la sottoscrizione anche qui di un protocollo d'intesa e, e attraverso la forestazione urbana compensare le emissioni delle attività delle aziende. Anche questo secondo me è un progetto da cui andare ad attingere. Passo poi all'esperienza velocemente di Modena. Modena ha iniziato un percorso nel 2014 proprio per andare a inserire l'aspetto della neutralità climatica e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Si è data quindi delle linee guida per la predisposizione dell'aggiornamento dei piani e dei programmi comunali e per il coinvolgimento dei vari soggetti. Ha lavorato con il metodo di mettere in linea i vari piani innanzitutto e poi di andare via via a realizzare le azioni e ha stabilito 3 pilastri per la transizione climatica, lavorando
sull'acqua, l'energia e il calore. In questa fase stanno proprio lavorando su questo attraverso un progetto finanziato da Fondazione Cariplo, che tra l'altro mette insieme varie realtà, quindi non più solo Mantova, ma altri comuni limitrofi. Si sono dati una governance, quindi hanno stabilito una cabina di regia, stanno lavorando insieme sia sugli strumenti urbanistici per arrivare a una strategia di adattamento. Hanno anche stabilito come accompagnare questo percorso e come costruire il loro diciamo, capacità di cambiamento, e stanno fortemente lavorando anche sulla comunicazione e disseminazione. Hanno stabilito di attivare un Living Lab a livello proprio del territorio medio mantovano, e con questo diciamo, con questo gestire queste attività di comunicazione e disseminazione. Sono arrivati quindi alla definizione di una strategia climatica che poi stanno portando avanti e realizzando con vari progetti. Io poi direi che mi fermerei qui perché vedo che i tempi stanno andando avanti, ma vi ho inserito anche altre esperienze e quindi poi sono a disposizione eventualmente con i miei contatti che trovate alla fine delle slide. Grazie mille Daniela. Sì, tutte le slide verranno comunque pubblicate sia sul sito dove vi siete iscritti, e comunque tutta la registrazione verrà completa. La dottoressa Luisa è comunque a disposizione se volete fare delle domande poi specifiche in aggiunta a quelle che so che sono state messe sulla chat. Io a questo punto passerei, cioè chiederei nuovamente se vogliamo mettere in condivisione, se ci sono nuove domande. Passiamo alla question time. Volevo solo approfittare per fare un po' di spot e dirvi che noi siamo presenti a Ecomondo domani mattina con un convegno proprio dedicato al patto dei sindaci, dove sarà presente anche il dottor Alberti. Verranno presentate le esperienze della regione Puglia, della regione Emilia-Romagna, del Piemonte, e ci saranno anche degli interventi della Roma Capitale, quindi vi invitiamo, potete collegarvi anche online, oltre sarete graditi ospiti se verrete in presenza. Possiamo passare alla prima domanda? Allora, quali sono i possibili impatti del cambiamento climatico sul sistema energetico e gli strumenti di mitigazione che si possono ipotizzare in questo ambito? Monica, vuoi rispondere tu? Sì, va Grazie. bene, prego. Allora, quando pensiamo, diciamo, al settore energetico e agli impatti dei cambiamenti climatici, diciamo i principali impatti che sono già in atto sono quelli legati ai picchi di domanda nel periodo estivo, legati al raffrescamento degli edifici. Un altro impatto che riguarda invece la produzione di energia può essere la riduzione della produzione di energia da impianti termoelettrici. Infatti nel 2022, con la scarsità delle precipitazioni, la produzione di energia idroelettrica si è ridotta, mi sembra, del 43%. Adesso non sono sicurissima sulla percentuale, però è stato diciamo l'anno con la minor produzione di energia da fonte idroelettrica. Un altro impatto legato agli eventi estremi, quindi eventi estremi di precipitazione, può essere la riduzione e l'interruzione proprio della produzione di energia elettrica dagli impianti, diciamo, produttivi.
Per quello che riguarda la parte di mitigazione, quindi che tipo di azioni possiamo mettere in campo per ridurre proprio le emissioni, diciamo che dobbiamo riferirci sia alla parte di produzione, quella, diciamo, la riduzione delle emissioni legata alla produzione di energia elettrica, e quindi passare, diciamo, dalla combustione fossile a una produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quello che riguarda invece l'utilizzo dell'energia elettrica, quindi i consumi finali, sicuramente una strategia vincente può essere quella dell'efficientamento, quindi la riduzione della domanda di energia, l'efficientamento ad esempio degli edifici, o anche la produzione di calore nelle abitazioni utilizzando ad esempio pompe di calore. Ecco, così a grandi linee, insomma, questo che mi viene in mente. Grazie. Vogliamo passare, so che ce n'è un'altra di domanda. Le amministrazioni pubbliche come possono utilizzare la piattaforma nazionale per migliorare la gestione del territorio e implementare i propri piani di azione per l'energia e il clima? Che riassegna Monica. Ok, va bene. Allora, diciamo che, come spero sia emerso dalla mia presentazione, la piattaforma è più che altro un collettore di informazioni e di dati, appunto, e di scambio di informazioni tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali. Quindi la piattaforma può essere utilizzata come fonte di dati e anche di esperienze. Nella sezione in primo piano, ricerca nella tua zona, è possibile, in base a dei criteri appunto di ricerca, evidenziare, insomma, cioè svolgere una ricerca in base alle proprie necessità e recuperare informazioni di come, ad esempio, altre realtà locali hanno implementato PAESC piuttosto che piani e strategie locali. Quindi la parte di dati e la parte di disseminazione delle informazioni. Grazie. Non so se abbiamo altre domande. Questa no, forse quest'altra della piattaforma. Ne abbiamo un'altra che parlava, almeno mi risultava da terminale, una domanda per Daniela Luise, quella che chiedeva quindi di tutte le esperienze che sono state presentate, quali sono gli aspetti organizzativi, i metodi che risultano prioritari, che quindi non possono essere tralasciati. Prego Daniela. Sì, sì, infatti ho voluto mettere in evidenza più gli aspetti organizzativi, perché poi sappiamo, insomma, che bene o male le azioni che vanno realizzate nel territorio sono anche abbastanza simili. Gli aspetti organizzativi sono proprio fondamentali, non vanno tralasciati, perché poi permettono di riuscire a realizzare le azioni che si sceglie di realizzare. E ad esempio, citavo l'istituzione di un ufficio clima, resilienza, che abbia delle competenze trasversali e l'autorità per essere trasversale all'interno di un ente che quindi deve essere istituito attraverso un processo riorganizzativo interno, è assolutamente fondamentale. Non può restare in carico all'ufficio ambiente, da cui di solito partono queste iniziative, o il settore ambiente, perché in se stesso non ha l'autorità per creare una vera organizzazione a livello intersettoriale. Quindi magari può essere coordinato dal settore ambiente, ma deve avere l'autorità di una disposizione dell'amministrazione tutta.
Ok, forse la domanda che c'era prima, se Monica, visto che siamo al di là dei tempi, poteva rispondere comunque, quindi quando è previsto un aggiornamento della piattaforma e giusto come tempistica? Ok, allora l'aggiornamento della piattaforma è semestrale e quindi il prossimo aggiornamento è previsto per dicembre 2023 e nell'ambito di questo aggiornamento inseriremo anche un aggiornamento degli indicatori di impatto che stiamo popolando con tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Quindi sicuramente cercheremo per dicembre di aggiornare gli indicatori attualmente popolati e poi per giugno 2024 vorremmo riuscire ad estendere a tutti i 18 settori di impatto della strategia nazionale e quindi aggiungere altri indicatori di impatto. Perfetto, sarà l'occasione di presentarla nei prossimi eventi che organizzeremo insieme. Allora, io Sicuramente, sarà un piacere. direi di concludere, passo la parola a Franco Alberti, all'architetto Alberti, per delle considerazioni finali del corso odierno. Prego. Beh, grazie alle relatrici, effettivamente è un'ora ben spesa secondo il mio punto di vista. Torno un po' sul concetto più volte esposto, anche sulla centralità della pianificazione, che impone anche ovviamente un cambiamento di passo, soprattutto degli attori che governano questi processi. Come diceva anche Daniela Luisa, c'è bisogno non tanto di una formazione, ma c'è bisogno proprio di strutturare le amministrazioni in modo che abbiano una visione trasversale per quello che propongono, diciamo, i temi odierni, e avere una visione trasversale. In questo caso, appunto, mi sembra che gli strumenti che vengono messi a disposizione possono aiutare questo processo, che ritengo che appunto possa partire senz'altro con una certa efficacia dalle città, perché le città sono il luogo anche delle contraddizioni, e dove si possono però anche risolvere dei problemi. Per cui con questo auspicio invito a tutti i colleghi che ci hanno seguito anche di attivarsi anche nei nostri confronti della regione, che siamo un po' cerchiamo di rivestire questo ruolo anche di spinta e di organizzazione delle iniziative che possono avvenire sul territorio, appunto, non certo mortificandolo, anzi valorizzando, voglio dire, i punti di forza che abbiamo e che possono essere anche, come dire, un esempio per i territori vicini. Innescare dei processi di questo tipo è assolutamente necessario nel momento in cui stiamo appunto vivendo, ecco. Tutto qui, ripasso la parola a Patrizia, ringraziandola di tutto il servizio proposto da Enea, insomma, ecco. No, io che ringrazio voi per averci per aver chiesto la nostra collaborazione, che ho visto che ha avuto grandi risultati, grandi adesioni e grandi riscontri, e ringrazio Rele Venti che sta gestendo tutta la regia di queste giornate. Quindi è stata creata pure una playlist che si chiama proprio Piano Energia Sostenibile Clima, PAESC, dove trovate tutti, mano a mano, adesso ne mancano ancora 2. Il prossimo sarà sugli edifici al Centro di Qualificazione Urbana, Strumenti ed Esperienze, sarà il 23 di novembre, quindi potete iscrivervi. E il sesto si occuperà di finanza, quindi finanziamenti dei piani d'azione per lo sviluppo dell'energia e il clima nella pubblica amministrazione, tra il quale avremo tra i relatori anche l'architetto Alberti. Io volevo anche indicare che adesso troverete uno screenshot con un questionario di valutazione che vi chiediamo la cortesia di compilare, è molto breve e invasivo, e questo ci permette di capire quali sono gli argomenti di maggiore interesse, quelli da approfondire, quelli nel quale il supporto della regione, di Enea oppure anche della vostra provincia risulta più determinante per aiutarvi nell'implementazione della partecipazione al patto dei sindaci. Vi ringrazio e saluto tutti, arrivederci. Arrivederci.